Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Siamo sulla PlayStation 2 WWE. SmackDowner con Sdepen, il più bel gioco della storia. Allora, Fiori, grazie anche a Prussia. Ho trovato una versione stabile per poter tentare di fare una rubrica Play 2 come si deve, con video singoli o addirittura serie. Vediamo un po' come vanno. Sto sperimentando tante cose, ragazzi, quindi sono in una fase un po' così del canale. Vediamo un po' di fare una season. New season. No, perché ho fatto una prova io. Adesso ritorniamo con tutto normale. Con Triple H teoricamente ok, perfetto. Tutto normalissimo. Edit. Il buon Benoit. Dov'è Benoit? Benoit a posto, la mettiamo SmackDown. Goldust, vai, perfetto. Godo. Continuo. E qua lasciamo tutto così. Il roster veramente più bello della High Story. Chris Benoit. Sicuramente originale, se no che siamo scarsi. Con il livello di difficoltà massimo è veramente duro. Io avviso i naviganti. Vai, sì, vogliamo fare il resto. Sì, sì. Qua praticamente si parte la settimana dopo WrestleMania. Bravo, bravo, bravo. Unbelievable, unbelievable. Ok, appena passato WrestleMania e adesso c'è un nuovo campione, Eric Bischoff. Attenzione, sì, so che sei il general manager, bene, ti prometto grandi cose. Questo è il debutto al Monday Raw. Ok, andiamo. Primo match subito contro Ric Flair. Ok, Ric Flair si può anche battere, secondo me. Batista, mamma mia, che gioco, signori, che games. Attenzione, entra con la sigla ovviamente dell'Evolution. Sente copyright. Purtroppo devo chiudere, speriamo bene. Che palle, questa è la rottura di balle della WWE. Attenzione, The Canadian Clipper. Eccolo qua, Chris Benoit. Un idolo per me dal punto di vista... sì, diciamo come wrestler purtroppo. Nella vita privata ci sono state insomma delle situazioni un po' bizzarre, però l'atleta non si discute. Vai, speriamo bene. Vai. Lo prende la mano, raga, avviso i naviganti. Un po' troppo alto, però. Devo anche abbassato. Speriamo bene. Aia. Bravo, dottor Benoit. Boom! Questo gioco è gasante ai massimi. Aia, attenzione che il Flair è un volpone. Però Benoit lo vedo già bello cazzo. Quella dentro. Bravo Benoit, dai. Non sfruttare le sottomissioni ovviamente. Che palle. Aia. Aia. Hai rotto le palle però. Cazzo ancora. Altra super. Madonna, stiamo soffrendo come dei disperati. Non riesco a liberarmi. Che palle. Dai, diamo fastidio. Ric Flair però. Dobbiamo stare molto attenti. L'uomo più scorretto del pianeta, signori. Vai. Vai Chris, vai Chris. È il match di debutto. Aia. Questa l'ho sentita parecchio. Dai. Molto bene, molto bene. Però, è un po' presto. Attenzione. Qua Flair. Ric Flair è un po' in difficoltà, l'età si sente. No, così, no, ste cagate. Ecco
qua sbaglio di Benoit. Dai, me l'ho parato, però niente da fare. Siamo anche noi col corpo giallo. Bravissimo, Pam, Pam per focaccia, vai. Boom. No, anche questa ma para... vabbè. Ocio? Non ci credo. Poi, sveglia Chris. Sveglia. Questo va però. Presto, chiaramente. Però era molto più immediato una volta, molto più... Cioè, non c'è paragone con i giochi di adesso, tutti troppo lenti secondo me. Vai. Questo è importante, dobbiamo sfiancarlo. Noi siamo abili nella sottomissione. Proviamoci. Attenzione. Bello, bello, bravo, bravo. Questa mi è piaciuta molto, eh. Occhio, non sbagliare questa. Non andare via a vuoto. Bravo, bravo Chris. Grande Chris. Ok, cominciamo proprio a sfiancarlo completamente. Ecco, appunto. No, erroraccio, l'ho proprio regalato. Cioè, incredibile. È arancione, Benoit è giallo, Flair. Stiamo soffrendo tanto. Vabbè. Bravo, qua ha fatto una gran cosa Benoit. Ma il problema è che siamo messi peggio noi, signori. Attenzione, Clipper Crossface! Clipper Crossface! Ma siamo ancora lontanissimi! Siamo lontanissimi, però attenzione, Benoit è nella sottomissione che domina. Attenzione, la Clipper Crossface di Benoit. Peccato. E ancora o comunque... Chris Benoit, tutta la folle per Benoit. Adesso soffre Flair. Questa è brutta. Questa è brutta. Bravo Chris, bravo. Neckbreaker se non ricordo male, scusate le mosse me le ricordo più. Vai. Niente di che. Ecco. Appunto. Adesso però c'è la mossa finale da finisher anche Flair. No, eccola là. Adesso me la spara. Sì, eccola qua. Eccola qua, guardalo, guardalo, guardalo. Orribilante, orribilante. Due che fanno della sottomissione la loro arma di seduzione. Dai, 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 dai. Maledetto Flair. Mi sono messo peggio io purtroppo. Vabbè ancora. Subito un match duro. Niente, non riesco più a parare. Niente. Che cazzo. Ragazzi, lei è dura, lei è dura, lei è dura. Bravo, questo è bello, questo è un grande mossa. Dai. Proviamoci. Chiaramente è giallo ancora, fioi. Bravo, qua Chris ha fatto una mossa esilerante proprio. Vai. Bellissimo. Mamma mia, sei dura, mamma sei dura. Grande Chris, grande, però... No, l'ho detto io qua. Dai,
che cazzo è possibile che è ancora giallo, ma... Oh, finalmente anche le braccia. Drop kick buonissimo. Grandissimo Quakume. Ma siamo ancora lontani. Mamma mia, che match, signori. Subito un match così. Se volete la serie ve la posso anche portare. Mamma mia. No, ancora cagata. Cagata come indiana qua. Ecco. Bravo. Mamma mia, che sofferenza, fioi. Bravo. Come match di debutto è duro, Mosse contro mosse. Mosse contro mosse. Aia. No, l'avevo parata però questa. No, signor Rick. Vai, vai, una specie di tre amigos. Adesso anche Flair soffre. Soffre anche Flair adesso. Drop kick no. Non ha segno. No, ma che cazzo fai? L'avevo parata. Sì, l'avevo parata questa, che cazzo. Maledetto, maledetto Flair. Ancora. Sto mosse contro mosse, signori. Non sbagliare. Oh, che sfiga. Bravo. Dai, dai. Molto bene. Vai, adesso bisogna chiuderla. Che non mi dà la... E ancora para il Cube. Molto bene. Buono Kuma, molto bene. Bravissimo! Clipper crossface! Clipper crossface! Dai, devo vincere per adesso, Dai, con la Clipper, dai! Ah, ancora no! Ancora no! Dai, 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 dai! Perché siamo alla fine! Dai, 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 dai! Sì! Mamma mia, che match! Rispettiamolo, rispettiamo Flair perché ha fatto la storia di questo sport. Signori, Chris Benoit. Eccolo qua, The Canadian Clipper. Me lo rispetta, vediamo cosa fa Flair. Allora, il mio primo match lo devo rispettare, Flair, dai. Cosa fa? Mamma mia. Purtroppo devo togliere la musica. No. Speriamo bene per i copycats, se no so cazzi. Grande vittoria comunque, già però sofferenza importante. Però è importante questa cosa. 12 di esperienza. Pian pianino, solo che per aumentare i parametri la forza devo aumentare. Che siamo 7 di forza su 10. Non è certo una cosa positiva. Ok, sarà McMahon questo? Il signor McMahon? Chissà. Volevo far vedere anche una cosa. Qua sono tutte quante le statistiche che continuano nel corso delle carriere. 86. Una vittoria contro Ric Flair, non ho nessuna cintura. E ciao. Vediamo adesso la seconda di... Ah, qua non abbiamo nulla. Ok. Triple H e Ric Flair si prendono anche il titolo World Tag Team. Stacy Keibler vince gol. E ha vinto qua il buon Shawn Michaels. Ecco, spero di fare poco attenzione a Mr. McMahon.
Eccolo qua, grande McMahon. Chris Benoit ha un bel talento. Sta praticamente presentando praticamente sarà il nuovo fenomeno di WrestleMania, speriamo. Start program Houston, terza settimana. No chance. Adesso siamo alla terza settimana di aprile. E subito mi piazzano dopo la vittoria con Ric Flair per l'Hardcore Championship. Attenzione contro RVD. Qua è dura, eh. Ora KO off, give up. Ok, disqualifico off, row break, interference off. Siamo già per una cinturona, signori, eh. Non si perde tempo caro, perché chiaramente sono un nuovo lottatore alla scalata. Chris Benoit, signori, eccolo qua. Entra The Canadian Clipper, bello. Il nostro bel Benoit. Signori, contro RVD, campione hardcore. Che bella la cintura hardcore, signori. Stellare. Allora, ok. Adesso qua chiaramente possiamo spaccare fuori tutto perché non c'è disqualific, quindi... Mamma mia che bello giocare alla WWE questa. Sarà dura, però subito McMahon ha voluto regalare la possibilità di una cintura, grazie, non è sicuramente la più blasonata, però... Aia. Ocio. Se non si mi ricordo. Devo andare. Ok. No. RVD. E devo prendere l'arma. Ok. Vai di 6. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. E subito bellissima. Bellissima. Ah no, non c'è, che cazzo faccio? Non fare l'RVD in difficoltà, raga. Vediamo. Il martellone di Triple H, godo. Gli hardcore match. No, cazzo. Grande, lo stiamo massacrando al VD, Aia. Bravo Benoit, bravo Benoit. Vai, vai che andiamo. Vai qua l'hardcore, capite la differenza rispetto alle cagate di adesso. Aia, aia, aia. Buono, buono, buono. Adesso andiamo, ce lo portiamo. Per la Clipper crossface, signori. Vieni qua. La voglio finire, cazzo. Mi voglio beccare subito la cintura. Vieni da paparino. No! Bastardo. Attenzione, subito Clipper crossface. Vai, 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 vai. Mamma mia, è già messo malissimo, è già messo malissimo. E ci pigliamo la cintura subito. Sì. Se volete la serie ve la posso anche portare. Comunque questa è la season di WWE SmackDown. Hercules The Pine, signori, Hercules The Pine. Distrutto Van Damme, la cintura è nostra, signori, grandissimi. Questo è anche un video prova per capire i copyright, se così posso tenere almeno così. Scott Steiner con
Randy Orton, che perde, incredibile. E qua vince il 3 il tag, madonna, il 3 match, 6 man tag l'odio, vince il perché stiamo salendo. Stiamo salendo alla grande, saliamo. È qualcosa di meraviglioso. E arriva il cinturone. Un cinturone sicuramente non nobile, però intanto è arrivato. L'obiettivo è arrivare al WrestleMania. Qua faccio vedere anche questa cosa qua. Belt Hardcore Champion. Eccola qua, così. Tutto si aggiorna. Devo vedere una cosa, scusate. Va bene, adesso vediamo. Per gli attributi ce ne vuole ancora. Quarta settimana. Ah, qua non ci spariamo neanche nulla. Ok, sì, Kibler vince la cintura. Godo, madonna, bella come il sole. Ok, qua non sono previsti match per il Kuma, anzi per Chris Benoit. Beh, vediamo a Backlash. Forse è un pay per view che... Vediamo se magari lo posso fare per difendere il cinturone. Però gli hardcore vi ricordo sono un po' i miei match perché con le armi. Vai. Backlash. Ah no, questo è giusto. No, vince Stacy. Grande. Eddie e Ciao diventano i nuovi campioni. Kurt Angle e Undertaker per il titolo WWE Champion. Vince Undertaker. Ok, vediamo. Benoit, tag... No. Tag team. No, mi dispiace. Ciavanasbo. Ah, vabbè, per il c'è sempre salvataggio, giusto? Molto bene. E si go. Start program prima settimana di maggio, signori. Con Chris Benoit già campione hardcore. Eccolo qua McMahon. Benoit, una bella notizia oggi. Scusa? Sì. Cioè mi dà già questa possibilità, ragazzi. Siamo veramente... Siamo... Vediamo qua, le donne... Benoit. Deve succedere qualcosa qua, mi sembra impossibile. Oh, un po' di gnocca e si gode. Molto bene. Vabbè, Trish, come puoi non amare Trish? Stacy è la mia preferita, però Trish, ragazzi, è un puttanone. Trish. Beh, voglio però il regalino, questa sera. Voglio regalino. Ah no, ok, ho il match forse per diventare il primo, diciamo, contender. Ok, prima strano. Siamo contro Cane, signori, e Cane è bello cazzuto, La Big Red Machine. Se non erro, ecco, non ricordo più un cacchio. Attenzione, la Big Red Machine. Cane, perché non è Kane, è Cane. Contro il campione hardcore Chris Benoit. Ok. Questo è un match duro, mo avviso. Ok. Ecco, subito a vuoto. Aia. Oh. Ok, Beppe. Aia. E qua i parametri ovviamente contano. Mi danno già un'opportunità.
Li sentiamo già sti colpi, però qua Benoit si difende alla grande. Bravo Chris. No, ho sbagliato, sorry. Buono drop kick. Da sfiancarlo, ragazzi, abbiamo capito. Dobbiamo sfruttare le sottomissioni, comunque tutte le prese. Era dove Benoit dal massimo, lo sappiamo. No, sorry. Aia. Bravo Chris. Ancora qua mi difendo bene. No, qua da vuoto. Bravissimo. Guardalo che si casa. Aia. Questa cosa è potentissima. Ma ancora ci difendiamo bene. Bravo, bravo Canadian Clipper, bravo. Il tagliagole canadese. Boom. Solo che non ho so duro per rivedere giallo, secondo me. Boom, questa è bellissima DDT se non erro. Andiamo su. Ma molto più dinamico questo. A vuoto, a vuoto. Ma si comincia a prendere la mano con le... No! Maledetto, maledetto. Ancora, però ci difendiamo benissimo da prendere la mano, ma la stiamo prendendo bene. Aia. C'è ancora... È ancora azzurro, Kane. Nonostante... però... Vai. Anche una poca forte, si vede che tiene. Ah, io sono già giallo, cioè, vabbè, incredibile. Incredibile, già giallo. Il Benoit è già giallo, io ho fatto 52 colpi. Ma Benoit è così, purtroppo. È leggerino rispetto a Kane. No, che cagata che ho fatto. Questo è buono, però ancora no, non ha fatto ancora niente. Aia. Però mi sto veramente difendendo alla grande, però cazzo sono già giallo così, oh. Oh, finalmente la testa di Kane. Tra poco abbiamo la prima finish. No, mi ha proprio bloccata all'ultimo, maledetto. Ancora me la blocca. Ma ancora però Benoit è scatenato. Ed è Clipper. Ed è entrato nella morsa della Clipper Crossface. Ma siamo in guerra, prima di poter... però ragazzi, Kane soffre tantissimo la sottomissione, attenzione! Mamma come ne soffre Kane! Non basta ovviamente, però adesso anche Kane sente. Non dobbiamo dare però la finisher a Kane perché se non è finita, Bravissimo Benoit, mamma mia come voliamo! Come voliamo! E questa... Bravo. Vabbè, rock break, ma ce ne sbattiamo i maroni. Spezziamo un po' il collo di Kane. Bello. No! Porca miseria, scusami amore. Attenzione però a Kane. Eccola. Eccola. Sì! E sono riuscito a parare. No, questa è una grandissima cosa.
Cosa ho fatto? Ho parato la mossa, la finisher di Kane. Ho preso la mano bene. Qua che no. Siamo già arancioni noi. Incredibile. Ho fatto 200.000 cose. Eppure siamo già in difficoltà perché Kane è più forte. Bellissimo. Vediamo, la vedo dura. È chiaro. Devo fare 6.000 colpi in più. Vabbè. Chris Benoit. Aia. No, l'avevo parata, invece no. Cosa fa, maledetto? No, questa non dovevi farla, Kane. Guardalo. Però. Bella questa, bellissima. Però, siamo troppo lontani. Ragazzi, volevo conquistare già la possibilità di andare per il titolo. Abbiamo il titolo hardcore. Aia. Sono già rosso io. Se mi fanno la finish è finita, Ai. Miseria. Adesso la finish, se mi fa la finish è finita, Quindi nonostante i 1000 colpi, incredibile. Aia. No. Ai. Questa l'ho sentita abbastanza, Stiamo attenti che se mi fa la finish è finita, Mamma mia, sono distrutto. Devo fare mosse così, fiori. Sto provando, ma la vedo dura. Infatti. No, eccola qua, adesso rischio. Aia. Stavolta ce la fa, secondo me. Sì, stavolta c'è. E con questa, signori, penso sia andata, Nonostante i 2000 colpi in più. No. La vedo durissima. Dai. Sì, vince Kane. Ho dato 602 colpi in più, ma Kane è più forte. Bel match, ma non è bastato, cazzo. Bravo Kane. Triple H di Austin. Attenzione, cosa succede? Comunque ho il... Attenzione. Ho comunque l'occasione, quindi praticamente è un aiuto di McMahon. McMahon è a favore mio, però sì, diciamo che la merito fino a un certo punto. Start program. Vai, Benoit, ok. Ascolta, Benoit. Va bene. Ok. Ok, vuole distruggere praticamente. Vabbè, in pratica sono un coglione, cioè non è meritata questa sfida. Vediamo se Triple H mantiene la corona. No! Kevin Nash e Shawn Michaels
World Tag. Ok, sono i campioni, se abbiamo The Rock. Vediamo con The Rock e chiudiamo qua. Aspetta, così ho fatto vedere un po' anche la season. Se volete una serie la posso anche portare, però non lo so, nel senso, c'è un po' da capire anche la situa. Vede Rock, bravo. E poi abbiamo il campione hardcore Benoit. Questa è un'altra sfida per capire con chi abbiamo perso. Andiamo con The Rock. Mi ha capito che soffriamo tanto, ovviamente che siamo ancora scarsi da un punto di vista forza e quindi dobbiamo fare molti più colpi per superare atleti del genere. Aspetta, 3 minuti, però c'è un timer, devo vincere in 3 minuti, non è più possibile. Sono un po' una pippa perché... Bravo Chris, aia. Mamma mia, contro questi è durissimo, Mi ricordo veramente 3 mosse, una più bella dell'altra. Quando no, si difende bene. Ancora The Rock, ancora Benoit. Qua The Rock soffre, però è già giallo The Rock, Attenzione. Urano Batista. E qua ancora però grande parata di Chris. Bella qua. Ah, queste sono bellissime. Mamma mia, guarda che la mossa, una delle più belle di Benoit, di tutta l'intera WWE. Quanto mi gasano. Aia. Godo. Aia. Ah, questa è brutta, questa è brutta. Bravo Chris che subito si difende. Però subito erroraccio anche per noi. Mamma mia, l'ho presa questa. Però già rispetto a Kane. Con Kane veramente è impossibile. Bello braccio teso comunque. Bravo, questa bellissima dall'angolo. Anche Benoit adesso la testa gialla. Benoit, dai Benoit. Molto bene. Cazzo, qua para bene The Rock. Aia. Bravissimo Benoit. Ed è la Clipper, signori. The Rock è entrato nella Clipper Crossface. Pareggio. Ah, 3 minuti. Sì, 3 minuti, che cazzo posso fare? Era un po' impossibile, caro. Triple. Benoit un po' incazzato. Ah, quindi il match. Ok, mi pareva strano, quindi il match è cancellato perché non ce l'ho fatta in 3 minuti. È quello che ho capito, scusate, ma. Sono una capra porca. E Benoit.
Next event in London. No, sinceramente no. Vanno le tip, però, insomma. Io voglio le cose serie. La vita, raga, è dura, è dura, è dura. Va buono, raga, un saluto del comandone veneziano. Ripeto, se volete la serie la posso anche portare, però volevo far vedere un po' in maniera bella, precisa, la carriera di WWE e Comes the Pain, il più bel gioco della storia. Proprio di wrestling, niente è più bello di questo. Raga, alla prossima. Ciao!